Una buona giornata, bentrovate e bentrovati, prima edizione mercoledì 16 aprile, insieme come sempre fino alle 13:30, tanti fatti di cronaca come sempre da tutto il territorio, dal nostro Veneto e poi uno spazio dedicato all'approfondimento. Oggi avremo in compagnia due ragazze promotrici di una community che sono state a riferire alla Commissione ONU a New York sui diritti e l'empowerment tra le donne. Ma scopriremo tutto nella seconda parte di questa prima edizione. Innanzitutto in apertura sul Trevigiano vi diamo notizia di una denuncia da parte delle Fiamme Gialle all'organizzatore di una festa abusiva in un ex ristorante di Nervesa della Battaglia. Presenti 220 giovani, di cui molti minorenni a cui è stato offerto anche da bere. Una festa finita con l'intromissione delle Fiamme Gialle, che hanno di fatto bloccato l'evento e ovviamente denunciato l'organizzatore. A Nervesa della Battaglia ci sarà la nostra Lina Paronetto, che si collegherà tra poco con noi. Queste le immagini che ci arrivano proprio dalla Guardia di Finanza. E poi avremo la nostra Valentina Visentin da Padova, tra poco anche lei collegata in aula, in tribunale a Padova questa mattina. Il processo al femminicidio Rotaru, in aula l'esperto che analizza i rumori, e quindi sentiremo anche gli sviluppi di questo processo e le novità che sono emerse in mattinata. Ma iniziamo ora con la cronaca, andiamo nel Padovano. Una vendetta organizzata dall'Albania, quella alla base dello stupro della 37enne di Padova, violentata e sequestrata da un uomo appena uscito dal carcere. Vediamo. Uno stupro su commissione per conto di una persona che vive in Albania e che voleva vendicarsi della connazionale che viveva a Padova. Sono i particolari inquietanti delineati dall'indagine della squadra mobile di Padova dopo l'arresto del 36enne kosovaro che sabato, appena uscito dal carcere, ha sequestrato e violentato per ore una donna albanese di 37 anni tenuta segregata in una casa disabitata del quartiere Palestro. Una vendetta, come spiegato dal questore di Padova Marco Dorisio, subito dopo la convalida dell'arresto dell'uomo. Il 36enne aveva appena finito di scontare una condanna di 10 mesi per furto, nel suo passato precedenti per immigrazione clandestina, resistenza e reati contro il patrimonio. Sabato mattina, uscito dal Due Palazzi, ha chiamato la donna che mai prima di allora aveva visto e le aveva fatto credere che il figlio fosse in pericolo. Con questa scusa l'ha tirata nella trappola. Dopo aver assunto cocaina, l'ha stuprata più volte fino a quando la donna, ricevuta la telefonata del figlio, è riuscita a scappare e a chiedere aiuto ad un passante. Grazie alle sue indicazioni, i poliziotti hanno individuato il covo del 37enne e lo hanno sorpreso nel sonno. La donna, prima di allora, non aveva mai visto né conosciuto il suo aguzzino, che dunque avrebbe agito su mandato di un'altra persona che al momento sarebbe in Albania. E siamo al caso dello stupro di una ragazzina di 11 anni a Mestre. Nonostante i precedenti penali e i processi al legale di Mulas, il 45enne accusato proprio dello stupro, non risulta sia mai stata effettuata una perizia psichiatrica. Nel frattempo è stato trasferito a Gorizia, una struttura più idonea per detenuti accusati proprio di violenza sessuale. Non è mai stata effettuata una perizia psichiatrica? Che mi risulti, a me no. Può darsi che chiederemo una perizia psichiatrica a questo punto, perché se viene accertato nel processo che questi sono i fatti, penso che qualche disturbo della personalità ci sia, insomma. Nonostante i numerosi precedenti penali, la maggior parte per reati sessuali, all'avvocato del Foro di Cagliari, difensore di Mulas, non risulta sia mai stata effettuata una perizia psichiatrica sul 45enne, accusato di aver stuprato una bambina di 11 anni a Mestre, e aggiunge: con tutta probabilità questa volta verrà richiesta. Al momento tra i due non c'è ancora stato un colloquio approfondito, spiega il legale, che deve analizzare gli atti. Per adesso è proprio quasi scioccato, non dice nulla, insomma. Poi insomma con le carte cercherò di vedere bene il tutto, cercheremo naturalmente di far emergere tutta la verità dei fatti, su questo non c'è alcun dubbio, di garantire che il mio assistito abbia un equo processo, insomma, perché naturalmente avremo tutto
il pubblico contro, perché naturalmente il fatto è astrattamente di una gravità inaudita. Numerosi gli elementi a carico del 45enne, in primis il portafoglio trovato dai carabinieri nell'abitazione della bambina, risultato poi decisivo ai fini della cattura, senza contare i precedenti. Ultimo la denuncia della Polizia Ferroviaria di Torino, che l'ha trovato in possesso di un coltello solo 2 giorni prima dello stupro a Mestre. E poi i suoi profili social, uno nuovo ogni cambio di città, in cui spesso lanciava messaggi per conoscere nuove ragazze. Intanto, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP che ha convalidato il fermo, Mulas è stato trasferito dal carcere veneziano di Santa Maria Maggiore a Gorizia. È più idoneo per i detenuti accusati di violenza sessuale. Nel frattempo il presidente Zaia fa sapere che parlerà del caso col ministro Nordio. Questo è proprio un caso di storia per prendere in mano la legge e fare in modo che un personaggio del genere ci resti in carcere a vita e non stiamo qui a iniziare a sentire se è premeditazione o altre scusanti, perché non ci interessano. Ed è un tema emerso proprio nelle ore in cui si parla proprio di questo caso, quello della castrazione chimica, chiamata a gran forza soprattutto dall'ala destra del Parlamento. E interviene dunque anche il sottosegretario leghista Andrea Ostellari. Recentemente la Camera dei Deputati ha approvato infatti un ordine del giorno della Lega che impegna il governo a istituire un tavolo per scrivere un disegno di legge governativo. Basta stupri, basta buonismo, la Lega chiede la castrazione chimica per difendere le nostre donne. È uno strumento usato in tantissimi paesi, tra cui civilissimi Francia e Germania. Insomma, una richiesta perentoria. Poi noi invece abbiamo sentito anche la psicologa e psicoterapeuta Simonelli che fa un'analisi della figura dello stupratore per indagare nello specifico che cosa accade a questi individui. Questa esperienza non si cambia, questa esperienza non si annulla. Cosa può essere fatto? Può essere rielaborata e può essere integrata all'interno, come dire, di un pensiero più globale che questa ragazzina nel corso del tempo potrà fare per integrare appunto tutte le parti positive e negative della sua storia di vita. E in particolare questa è una parte molto negativa, direi una parte traumatica, una parte tragica. Superare il trauma della violenza sessuale per una donna è già difficile. Se poi la vittima è una bambina di 11 anni, il percorso da fare sarà doppiamente complesso per lei e per chi le è vicino. Ma la rete che si è creata intorno alla giovane vittima di Mestre si sta dimostrando forte, evidenzia l'esperta. Una rete familiare buona, una rete amicale, la rete scolastica, in modo tale che quando possibile, prima possibile, riprenda i suoi percorsi di crescita, di vita, di sviluppo, speriamo, come dire, in una maniera non troppo faticosa, perché riprendere le attitudini di vita, gli interessi, anche le proprie autonomie è importante, soprattutto in quella fascia d'età. Fortunatamente esistono i professionisti, esistono persone che sanno trattare da un punto di vista clinico questi traumi, queste violenze, che non vuol dire che appunto le cancelleranno, ma che vuol dire che aiuteranno questa bambina a integrarle laddove possibile e a rielaborarle in un percorso di vita in cui c'è stato un evento veramente al limite, veramente tragico, e però che va in qualche modo messo in fila per cercare di trovare un percorso possibile. Nell'analizzare, oltre il caso di Mestre, anche quello di Padova, la dottoressa Simonelli, senza entrare in ambito giuridico, analizza anche la figura dello stupratore. Queste persone hanno bisogno di interventi mirati e specifici protratti a lungo nel tempo, cioè non bastano pochi mesi di intervento, non basta un monitoraggio lasso, c'è bisogno che ci siano dei servizi e ci siano dei professionisti attivati rispetto ad un intervento massiccio, protratto nel tempo e anche, come dire, un po' stringente. Dobbiamo lavorare su più livelli, c'è un livello più macro che è un livello culturale, sociale, allargato, c'è un livello comunitario e c'è anche un livello interpersonale dove la singola persona poi si fa carico delle proprie azioni. Simonelli mette infine in evidenza un aspetto fondamentale. Quello che secondo me però potrebbe fare la differenza, potrebbe essere importante, è che cosa accade durante lo sconto della pena, cioè in quegli anni di carcere o in quegli anni di libertà più o meno concessi, che cosa succede nella vita di queste persone e chi è competente, che cosa fa, che cosa mette in atto per da una parte, come dire, recuperare laddove è possibile e dall'altra parte monitorare.
Così dunque la psicoterapeuta. Noi ci spostiamo nel Trevigiano, parliamo ancora di violenze sui minori. Aveva violentato e picchiato una bambina, un quarantenne è stato condannato a 8 anni e 3 mesi, il doppio di quanto aveva chiesto il pubblico ministero. Ascoltiamo. Una relazione malata, fatta di botte, di violenze. La vittima è un artista residente a Treviso che in un momento difficile della sua vita ha incontrato un quarantenne di San Biagio e se n'è innamorata. Il primo contatto durante l'estate. Lui, secondo la versione della vittima, l'aveva contattata sui social, poi l'incontro e l'inizio della storia. Ma ben presto gli attimi affettuosi si sono trasformati in aggressioni fino al 13 settembre 2022, quando l'uomo è entrato in casa della vittima, l'ha buttata sul letto e l'ha costretta ad avere un rapporto sessuale non consenziente. A processo per violenza sessuale il pubblico ministero Massimo De Bortoli aveva chiesto una condanna a 4 anni e 1 mese di reclusione, ma il giudice ha deciso diversamente, sentenza esemplare per lo stupratore, più del doppio la condanna, il quarantenne 8 anni e 3 mesi di reclusione. Non solo, ma dovrà risarcire la vittima in sede civile. Per il momento è stata decisa una provvisionale di 15.000 euro. Dovrà pagare anche le spese legali. L'avvocato che difende il quarantenne ha già annunciato di ricorrere in appello. Una violenza che si è consumata tra le mura di casa. Portata in pronto soccorso, la donna aveva poi trovato ospitalità da un'amica per paura che lui potesse tornare. Subito dopo ha scelto di dire basta a tutto questo e lo ha denunciato. Nella sua deposizione in tribunale aveva raccontato l'incubo di quella relazione fra botte e minacce ed il dramma di quando lui è entrato in casa e l'ha violentata, lasciandole sul corpo le chimosi e i traumi delle botte. Nessuna attenuante per lo stupratore. E intanto arriva da Brescia una notizia di un parroco arrestato per violenze sessuali su minori. A gennaio il primo racconto di una vittima. Don Ciro Panigara, 48 anni, si è dimesso a gennaio su richiesta della diocesi dopo il racconto degli abusi fatti da un ragazzino a un'educatrice proprio della parrocchia. Insomma, continuiamo a parlare di questi temi. Siamo ora a Padova, in centro città. Avevano comprato superalcolici prima di scatenare la rissa proprio in Piazza dei Signori. Chiuso un mini market e denunciato il titolare che aveva venduto vodka a 2 minorenni protagoniste dell'aggressione ai vigili. Una di loro ha appena 12 anni, un Daspo Willy, per la 16enne invece violenta. Non berla qui perché passa la polizia, mi hanno già chiuso il negozio una volta. Ben consapevole di quello che stava facendo, aveva invitato le 2 minorenni ad allontanarsi con la vodka che aveva appena venduto. Denunciato il titolare del mini market Bepari di Riviera Businello a Padova, finito anche lui nelle indagini sulla rissa avvenuta in Piazza dei Signori sabato sera. Il negozio, per disposizione del questore, rimarrà chiuso per 120 giorni. 2 delle protagoniste, infatti, una 15enne e una ragazzina di appena 12 anni, sabato pomeriggio avevano comprato lì la vodka e dopo averne bevute quantità ingenti in evidente stato di alterazione erano andate in Piazza dei Signori e qui avevano iniziato a litigare e ad aggredire un'altra ragazza fino all'arrivo della polizia locale. Da qui poi i fatti sono noti. L'aggressione ai vigili ripresa da decine di telefonini mentre cercavano di fermare le minorenni. Nella concitazione la 12enne è stata colta da malore e portata in pronto soccorso dove è stata ricoverata per una forte intossicazione alcolica. Per la 15enne che era con lei invece è stato disposto il Daspo Willy della durata di 3 anni col divieto di accesso alle aree urbane, agli esercizi pubblici e ai locali di tutta l'area delle piazze del centro di Padova. La ragazza a dicembre era stata protagonista di un episodio simile davanti al centro commerciale Ipersiti di Albignasego, dove aveva posto resistenza e insultato i carabinieri riprendendoli con il cellulare. Anche per quei luoghi è stato disposto il Daspo Willy di 3 anni. La 15enne è stata anche denunciata alla Procura dei minori di Venezia per i reati di resistenza pubblico ufficiale e diffamazione aggravata dall'utilizzo dei social network. Visto il suo comportamento violento e pericoloso, è stato disposto anche l'avviso orale. Nel frattempo, come promesso dal questore di Padova, i controlli nelle zone della mobilità
guida non si fermeranno. I controlli ci sono sempre stati, quindi sia nelle zone del centro attraverso il piano di controllo coordinato del territorio, ma anche attraverso dispositivi ad hoc che da sempre vedono interessate come zona di operatività appunto le cosiddette piazze del centro storico padovano. Caccia ai baby aggressori che hanno aggredito clienti e titolari di un money transfer a Treviso in zona Santa Maria del Rovere. Si tratterebbe di minorenni. A parlare anche le immagini del circuito interno. I protagonisti sono quasi sempre stranieri, serve una stretta, afferma il sindaco Mario Conte. Raccontano la violenza e il panico vissuti da titolari e clienti i frame della videosorveglianza interna di questo locale a Santa Maria del Rovere a Treviso. Siamo in via 55esimo Reggimento Fanteria nel money transfer gestito da Sam e Nahar, marito e moglie bengalesi. Mentre l'uomo si trova in questura, la donna parla ai nostri microfoni ritornando al pomeriggio di mercoledì scorso, quando due ragazzini, probabilmente minorenni originari dell'Est Europa, scatenano l'inferno. I giovanissimi stanno giocando a pallone in maniera sguaiata. Quando aggrediscono un cliente appena uscito dal negozio, difficile capire il motivo scatenante, forse un rimprovero. A questo punto interviene anche il titolare. Dopo mio marito vado fuori, tutti e due ragazzini entrato al mio ufficio, dopo dato pugno, mio marito di testa è rotto, arriva tanto sangue. Minimo 30 minuti lui dato pugno, mio marito anche uno cliente, tutti e due. Insomma, l'aggressione inizia all'esterno con i ragazzini che inseguono le vittime anche dentro il negozio. La concitazione è tanta, così scatta l'allarme con i Maranza che si danno alla fuga. Arrivano sanitari e forze dell'ordine. Assam viene medicato sul posto. La polizia sta indagando senza sosta, ma si tratterebbe di volti noti, almeno così afferma la stessa Nahar. Anche di là c'è due alimentari, ha detto quel proprietario, come succo di frutta, anche patatine, prendono questa, dopo vado fuori, non danno quelle soldi. Tante volte chiamano polizia ha detto quella ragazzina sotto di 18 anni, cosa fare io? Ferma la condanna del sindaco, che arriva alla fine di una settimana densa di episodi al limite. Per Conte c'è un denominatore comune che riguarda i cosiddetti Maranza. I protagonisti sono tendenzialmente stranieri, così non si può andare avanti. Chiedo alle forze dell'ordine, al questore, al prefetto, al comandante dei carabinieri che ci sia una stretta da un punto di vista dei controlli, perché situazioni come queste nei quartieri in centro storico noi non le vogliamo tollerare e non vogliamo abituarci. Secondo messaggio ai rappresentanti del tavolo integrazione creato con le comunità straniere. Dovranno impegnarsi maggiormente perché queste situazioni allontanano l'integrazione e soprattutto inaspriscono i rapporti nelle nostre comunità. Abbiamo parlato di violenza a inizio nostra prima edizione, abbiamo annunciato l'intervento della nostra Valentina Visentin, che vedo ora collegata proprio da fuori il Tribunale di Padova. Gli ultimi aggiornamenti sul femminicidio Rotaru, questa mattina in aula l'esperto che analizza anche i rumori. Valentina, raccontaci di più, buongiorno. Sì, buongiorno. E proprio attraverso i rumori si sta ricostruendo in aula quanto è accaduto la notte in cui Nicoletta Rotaru è stata uccisa. La donna, 39enne moldava, lo ricordiamo, è stata trovata priva di vita nella sua abitazione nell'agosto del 2023. Quello che inizialmente sembrava un suicidio in realtà si è rivelato essere un omicidio. A metterlo in atto l'ex marito da cui Nicoletta si stava separando, Eric Zorzi, che avrebbe poi inscenato il suicidio, un omicidio scoperto da un audio registrato dal cellulare di Nicoletta, che registrava nel tempo le liti furibonde con l'ex compagno. Anche quella notte, dopo l'ennesimo litigio, Nicoletta aveva registrato tutto e, come abbiamo ascoltato nelle precedenti udienze, è stata registrata gli istanti della morte. Oggi invece sono stati analizzati la seconda parte dell'audio,
audio, quella dei rumori messi in atto da Eric Zorzi per trascinare il corpo e poi chiuderlo nel bagno. Sono 26 minuti in cui ogni minimo rumore è stato analizzato dal consulente della Procura che sta parlando oggi, l'ingegnere strumentista Carmelo Motta. Ebbene, ci sono rumori nel dettaglio, rumori del corpo di Nicoletta che viene trascinato e poi quello dello strofinamento della carta vetrata, della fresatura in 3 minuti, del chiavistello che viene spostato. Sono 26 minuti, questo è il tempo registrato dalle 4:45 circa. L'audio poi prosegue fino a quando si sentono arrivare i soccorsi, ma sono 26 minuti impiegati per smontare e rimontare la porta facendola sembrare chiusa dall'interno, utilizzando molto probabilmente un cordoncino per trascinare il chiavistello e chiudere la porta. È una ricostruzione evocativa ma molto tecnica per non lasciare spazio a dubbi e per definire ogni istante di quella maledetta notte. Le udienze di questo processo proseguiranno fino a metà giugno. Nell'elenco dei testimoni che verranno ascoltati prossimamente anche le figlie minori della coppia che la notte in cui la loro mamma è stata uccisa dormivano nella cameretta accanto dove si stava consumando l'orrore. Ovviamente maggiori dettagli di questa giornata processuale nelle nostre edizioni serali del telegiornale. Ora la linea può tornare allo studio. Grazie Valentina per questi aggiornamenti. Noi ci spostiamo subito in diretta con la nostra Lina Paronetto a Nervesa della Battaglia, una festa abusiva bloccata di fatto dall'intervento delle Fiamme Gialle di Treviso, una festa abusiva in cui hanno partecipato tantissimi giovani, tra cui anche molti minorenni. Ci aggiorna in diretta la nostra Lina Paronetto. Lina, buongiorno. Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori. Siamo in compagnia del vice sindaco di Nervesa, Leonardo Gottardo, che ringraziamo per averci raggiunto e siamo davanti a quello che storicamente era il parcheggio di questo ex ristorante Dametto, chiuso ormai da diversi anni, vice sindaco, in cui a Carnevale è successo un fatto appunto che sia la Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, ma poi anche voi come Comune avete dovuto e dovrete sanzionare, perché parliamo, come anticipavi Edi, di una festa abusiva, 220 persone circa, in locali non attrezzati dal punto di vista innanzitutto della sicurezza, mancava la licenza da parte dell'organizzatore che è stato denunciato. Sì, purtroppo è un locale chiuso da parecchi anni, ha avuto 1 anno o 2, è stato riaperto, poi è chiuso, però ultimamente da molti anni era un locale completamente libero. Il problema, la festa di Carnevale, più di 200 ragazzi sono venuti qui a fare una festa e abbiamo scoperto anche noi successivamente al sopralluogo dell'Intendenza di Finanza, della Guardia di Finanza, di questa festa abusiva, purtroppo priva di qualsiasi autorizzazione dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista della sicurezza soprattutto. Noi siamo venuti a conoscenza appunto qualche giorno dopo, quando ci sono stati trasmessi i verbali del sopralluogo e le verifiche fatte da parte degli organi competenti, e abbiamo capito che purtroppo in questo luogo c'è stata veramente un'attività completamente abusiva sotto tutti gli aspetti, ma l'aspetto che più preoccupa è l'aspetto della sicurezza. Non c'erano, dai verbali ha indicato che non c'erano i minimi requisiti per poter fare una festa di queste dimensioni. E che qualsiasi minima cosa fosse potuta capitare rischiava davvero di avere conseguenze drammatiche. Purtroppo sì, ricordo qualche settimana fa all'estero una festa in una discoteca con parecchi feriti e morti. Ecco, questo ragazzo è un giovane ragazzo che si è inventato questa festa, io spero l'abbia fatto in buona fede, voglio sperare, perché altrimenti pensare di fare queste cose qua con l'intento proprio di eludere tutte le verifiche sarebbe ancora più grave. Allora ringraziamo innanzitutto la Guardia di Finanza che ha fatto questo controllo. Noi saremo sempre collaborativi come Comune a vigilare su queste situazioni. Purtroppo questa cosa qui è nata, ci è sfuggita, non eravamo a conoscenza assolutamente di questo.
di questa attività, anche perché abbiamo fatto i nostri controlli interni. Chiaramente l'ufficio attività produttive e commercio non aveva nessuna pratica depositata, quindi evidentemente questa attività ha eluso tutti i controlli. Esatto, perché comunque qui non c'era la licenza per il pubblico spettacolo, chi era dell'avviso invece era proprio la finanza, perché ci hanno spiegato che non hanno agito a posteriori, si sono presentati qua la sera dell'evento e hanno rilevato tutte le mancanze che c'erano, dicevamo in termini di sicurezza, in termini di licenza abbiamo detto, in termini anche di assunzione del personale che è stato messo in campo per questo evento, perché c'erano addetti al guardaroba, c'erano addetti alla somministrazione di alcolici, e anche lì purtroppo ci sarà un ulteriore aggravio della posizione di questo organizzatore, perché è stato anche venduto alcol a minorenni. Sì, mancava anche, se non erro, la denuncia SIAE, anche quella è un'infrazione importante. Adesso stiamo capendo anche noi come dobbiamo agire, perché per fortuna non sono attività che capitano ogni giorno nel nostro comune, per fortuna, quindi dobbiamo capire anche noi con la nostra polizia locale, con i nostri responsabili d'area, come dobbiamo anche noi intervenire su questo tipo di attività. Faccio un appello ai ragazzi, non cercate le vie brevi per fare queste feste, per ragganellare qualche soldino, fate le cose fatte bene. Gli uffici del comune sono sempre disponibili per capire un attimo come devono essere fatte queste cose, per rispettare le norme, e guardate che la salute è una sola, quindi state ben attenti. Esatto, e questo vale ovviamente anche per i partecipanti, perché poi infilarsi in situazioni di questo genere davvero basta un niente per fare un disastro. Voi avete un territorio, ultimissima cosa Vice Sindaco, un territorio che si presta in qualche maniera, nel senso anche qui siamo in una zona piuttosto isolata, in dentro come struttura, infatti noi siamo davanti al parcheggio, ma l'area privata che qui dentro comunque è nascosta, insomma, agli occhi per lo più, e poi avete magari anche strutture dismesse come queste che è complesso controllare. Il territorio è vasto, partiamo dai confini di Spesiano, arriviamo fino ai confini di Sernaglia, ricomprendendo tutto il territorio, una gran parte del territorio del Montello, quindi sì, i fabbricati sono molti. Ci sono anche varie attività nel periodo estivo che come comune autorizziamo nelle varie location di privati, però queste persone si adoperano per tempo per preparare tutta la documentazione, per preparare tutte le richieste che servono, eventualmente anche le pratiche per i vigili del fuoco, che è la parte fondamentale nel momento in cui hai più di 200 persone che partecipano all'evento, quindi dal punto di vista della sicurezza abbiamo già richieste per questa estate nel territorio di Nervesa per varie manifestazioni anche per i giovani, chiaramente vigileremo questo tipo di attività che sono anche un po' nascoste all'occhio di chi percorre la strada, purtroppo sfugge al nostro controllo. Grazie, allora qui siamo sulla panoramica, appunto dicevamo a Nervesa i frequentatori del Montello sicuramente hanno riconosciuto questa zona, ex ristorante D'Ametto come detto. Io ringrazio il vice sindaco Leonardo Gottardo di essere stato con noi, con Nicoletta Rizzetto restituiamo la linea allo studio. Grazie Lina, grazie ovviamente anche al vice sindaco. Questi insomma gli aggiornamenti da Nervesa della battaglia da inizio di questa prima nostra edizione. Abbiamo cominciato a parlare di violenze, purtroppo di stupri, ma abbiamo parlato anche di risse, di giovani e giovanissimi coinvolti, lo avete sentito anche adesso con il collegamento della nostra Lina Paronetto, insomma di queste feste abusive che molto spesso coinvolgono anche dei minorenni e non sappiamo di fatto se sono minorenni, se sono dei ragazzini, se è stata una ragazzata o forse no, è stata un'operazione invece studiata, quella che si è verificata per l'ennesima volta a Venezia. Ci colleghiamo con il nostro Filippo Fois che è con i ragazzi del sindacato degli studenti, perché c'è stato il quarto raid nella loro sede, se non mi sbaglio, nella sede dell'Udu, quarta volta in pochissime settimane, insomma i ragazzi sono stanchi. Che cosa è successo, Filippo? Buongiorno. Sì, buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Prendiamo la linea dal sestiere di Cannareggio e alle nostre spalle c'è la sede dell'Udu, l'Unione degli Universitari Veneziani, che ha subito il quarto raid in circa un mese e mezzo. Questa volta si è trattato di un raid predatorio, come si dice in gergo, nel senso che sono riusciti a entrare dalla porta, e tra poco ve la farà vedere Sandro Ponchio, è stata messa fuori uso, questa volta per rubarvi che cosa? Io lo chiedo ad Angelica Morresi, che è la coordinatrice dell'Udu di Venezia. Sì, allora sono state rubate
molte varie attrezzature, tra cui 2 computer, una televisione e un fondo cassa che avevamo appunto di risparmio. È la 4ª volta che succede, come è stato detto, nell'arco di un mese e mezzo. In questo caso la porta è stata messa completamente fuori uso. Adesso stiamo cercando di riorganizzarci per capire come mandare avanti appunto le nostre attività. Anche perché prima dicevamo appunto non si tratta del primo raid, quello che sconvolge è che ce ne erano stati altri 3 precedentemente. Sì, allora circa un mese fa era avvenuto l'ultimo, l'8 marzo, in cui avevamo organizzato una manifestazione antifascista proprio qui in Campo Saffa e erano state fatte per la prima volta delle croci celtiche disegnate sulle varie vetrate, e successivamente erano state fatte delle scritte omofobe, razziste sulla porta e a fianco alla porta, e questo appunto ci lascia molto instabili in questo momento, anche perché ci troviamo... Anche un tentativo di entrare mentre voi eravate dentro? Sì, io ero dentro per esempio, l'ultima volta era successo che semplicemente non erano riusciti ad entrare, avevano lasciato questo telo a mo' di intimidazione semplicemente davanti alla porta. Questa volta invece non c'era nessuno dentro, quindi sono riusciti ad entrare svitando e togliendo completamente il vetro sottostante della porta per appunto rubare gli oggetti di valore che c'erano dentro. Ecco, diciamo che per i primi 3 raid non siamo sicuri al 100% che si tratti, perché hanno lasciato la firma di una manifestazione, per così dire, politica, di stampo fascista. Peraltro ci sono state delle indagini, per cui al momento c'è una denuncia sugli altri responsabili, continuano le indagini, ma mentre voi vi eravate barricati dentro, quindi quella volta. Sì, ma dicevano qualcosa da fuori? No, loro sono arrivati, hanno provato ad entrare e poi hanno lasciato semplicemente questo telo. Era il secondo attacco che avevamo ricevuto. Eravamo in 2 dentro e è stato molto spaventoso, soprattutto nel momento in cui ci siamo resi conto che non era qualcuno a caso che stava passando, ma era qualcosa indirizzato proprio a noi. Ecco, tra l'altro noi ci troviamo nel campo Saffa, l'area Saffa la conoscono bene i veneziani, è un'area che è molto vivace, in questo momento non c'è nessuno perché è orario di lavoro, ma ci sono tantissime sedi di associazioni e tra queste tra l'altro c'è stata una bella solidarietà nei vostri confronti. Assolutamente, già c'era stato giunta la prima segnalazione di quest'ultimo fattaccio al signore delle associazioni vicino, che un'associazione di anziani, sì, esatto, però comunque già altre persone, non di associazioni ma proprio del vicinato, avevano mostrato molta solidarietà quando siamo arrivati a scoprire la cosa. Ci avevano anche offerto del pane e salame per noi. Poi vi hanno anche offerto una sede qua dietro per le vostre riunioni? Sì, è stata una sistemazione di emergenza per capire un attimo cosa fare, eravamo molto disorientati in quel momento. E spaventati? Abbastanza. Tra l'altro anche perché poi noi abbiamo detto che ci sono molte associazioni e poi abbiamo un altro vicino di casa che è proprio un dirimpettaio che è qua di fronte, che è la Polizia Municipale Sezione di Cannaregio, e per cui queste cose avvengono proprio di fronte a una sede della Polizia Municipale. Voi come Udo avevate chiesto al Comune di Venezia di posizionare delle camere di videosorveglianza. Esatto, noi avevamo fatto la richiesta a seguito degli ultimi fatti delle aggressioni fasciste e purtroppo questa richiesta sembra essere andata a vento e si è ripresentato un nuovo attacco in cui delle videocamere non sono state messe, e tra l'altro in una zona che è abbastanza conosciuta per essere non estremamente sicura, quindi di base dei sistemi di sorveglianza servirebbero in questa zona. Adesso si può dire quando potrete riniziare a utilizzare la sede? Purtroppo ancora no, perché appunto ci aggiorneranno a breve in questi giorni riguardo appunto quando riusciranno a cambiare la porta, perché appunto attualmente non è agibile, ma purtroppo ancora non abbiamo notizie certe, quindi potrebbe essere una settimana come un mese, ecco, quindi speriamo bene, però non si sa niente. Diciamo che c'è stata, noi prima abbiamo detto di una manifestazione di solidarietà che c'era stata dopo i primi raid fascisti, e c'è stata già una bella risposta per quello che riguarda le elezioni universitarie, perché voi avete sbaragliato in alcuni casi proprio il campo. Sì, abbiamo vinto in tutta l'Università IUAV, abbiamo conquistato un seggio del Consiglio di amministrazione su 2 a Ca' Foscari, come anche un seggio in Senato accademico su 2, e siamo riusciti nuovamente ad ottenere il seggio nel Consiglio di amministrazione dell'Ente per il diritto allo studio, che è votato da tutti gli studenti di tutte le università di Venezia, quindi è un grande risultato per noi. Bene, quindi in attesa che la sede ritorni agibile, che vengano, ci auguriamo, trovati responsabili di questi atti vandalici o predatori, noi restituiamo la linea.
Grazie Filippo, grazie per questi aggiornamenti. Ovviamente anche i ragazzi, abbiamo visto scorrere nel PC le foto che ci sono arrivate proprio dai ragazzi, insomma, di questa serratura di fatto divelta per entrare proprio nella, eccola, grazie Francesca Pezzo, Alessandro Granziera in regia, che ringrazio per l'aiuto. Questa serratura, insomma, che è stata ovviamente, come vedete, forzata per entrare e rubare queste attrezzature, ovviamente anche i soldi, insomma non un periodo facile per l'associazione sindacale degli studenti. Noi continuiamo a parlare invece di cronaca, accoltellamento in piazza Matteotti, siamo a Vicenza, un episodio accaduto a metà dicembre che oggi grazie alla polizia locale è stato risolto, denunciato un ragazzo di 17 anni. L'accoltellatore di piazza Matteotti a Vicenza oggi ha un nome e un volto, ha 17 anni, italiano di seconda generazione. Fine, di più non si può dire perché è un minorenne. Tutto succede la notte di sabato 14 dicembre 2024 vicino a un locale frequentato da tanti ragazzi. Verso mezzanotte il giovane malintenzionato si avvicina a un gruppo e chiede di fare un tiro con la sigaretta elettronica, ma poi non la restituisce e si allontana, seguito dal proprietario della sigaretta. La ricostruzione della polizia locale è molto precisa. Il ragazzo a cui era stata sottratta prova a seguirlo per rientrarne in possesso, ma viene praticamente allontanato. Quindi lui desiste, intimorito forse che possa succedere qualcosa, e torna dai suoi amici. Ma mentre sta per fare ciò viene improvvisamente raggiunto alle spalle ed accoltellato da questo giovane che risulterà essere un minorenne residente in città. Una coltellata alla schiena, il giovane aggressore poi si allontana, gli agenti acquisiscono le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e dopo qualche mese di indagine individuano l'autore dell'aggressione. L'accoltellatore è già noto alle forze dell'ordine anche perché è lo stesso che qualche mese dopo, a febbraio di quest'anno, si rende protagonista di un altro episodio. A febbraio il ragazzo sta facendo una bravata con una bicicletta su cui si trovava, viene richiamato da alcuni passanti per quello che stava facendo, ma lui reagisce a questa osservazione dei passanti e scaglia praticamente il cavalletto della bicicletta contro la vetrina di un'attività dove erano entrate queste persone. Dopodiché all'intervento della nostra pattuglia viene accompagnato all'interno perché non aveva alcun documento e una volta all'interno del comando ha reagito in modo sproporzionato alla nostra identificazione, si è scagliato contro un agente, ha praticamente danneggiato anche un'autovettura che era qui in parcheggio e quindi è stato identificato anche in quell'occasione e denunciato sempre alla Procura dei minori. Il 17enne, riconosciuto responsabile dell'accoltellamento, è stato indagato per il reato di lesioni aggravate e segnalato alla Procura dei minori di Venezia. C'è una grande attenzione a quello che succede tra i ragazzi più giovani, tra i minori in città. Abbiamo visto quello che è capitato in tante altre città italiane, penso ad esempio al fatto gravissimo a Treviso che ha portato addirittura all'accoltellamento, alla morte di un ragazzo, e quindi dobbiamo stare attentissimi a quello che capita alle più giovani generazioni per evitare appunto che la situazione possa essere più grave e scappare di mano. E con questo noi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci tornati in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, mercoledì 16 aprile, insieme ancora fino alle 13:30, insieme con le notizie e gli approfondimenti. Noi torniamo adesso sul caso di Alex Marangona, sul giallo della morte del ragazzo nell'abbazia di Vidor, perché il caso finisce in Parlamento. La deputata del Movimento 5 Stelle, Stefania Ascari, componente della Commissione Giustizia, ha infatti presentato un'interrogazione per fare luce sull'episodio. L'uso di sostanze psicotrope in rituali sciamanici è un fenomeno in crescita in Italia, spesso in assenza di controlli adeguati sulla loro composizione e sugli effetti che possono provocare, scrive la parlamentare. Vogliamo sapere se i ministri Nordio e Piantedosi non ritengano opportuno intensificare il monitoraggio e il controllo sui riti sciamanici, sulle organizzazioni settarie e sull'utilizzo di queste sostanze. Vogliamo inoltre sapere se non ritengano necessario avviare uno studio per valutare l'introduzione di una specifica fattispecie di reato relativa alla manipolazione mentale o alla coercizione psicologica in ambito settario. Queste dunque le parole della deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari.
Noi voltiamo decisamente pagina, torniamo nel Trevigiano. Era stata diramata dal Dipartimento della Protezione Civile del Veneto l'allerta gialla per tutto il nostro territorio, venti forti e piogge, e sono state quelle di ieri proprio ore di allerta perché la pioggia ha causato disagi soprattutto nel Veneto orientale. Nella nostra zona ci sono state strade chiuse a Montebelluna e a Gruaro. Torna ad allagarsi intanto il sottopasso della stazione a Treviso ed è nuovamente polemica. Sentiamo e ricostruiamo la giornata di ieri. Canali gonfi, campi invasi dall'acqua, alcune strade allagate. Il Veneto orientale è alle prese con la prima forte ondata di maltempo del 2025. Del resto, la stessa Protezione Civile aveva dichiarato allerta gialla per il bacino idrografico Lemene, Livenza e Tagliamento. Nel corso della giornata alcune arterie secondarie sono state chiuse tra Pramaggiore e Gruaro, dove in località Boldara un'auto è rimasta intrappolata dall'acqua con conseguente intervento dei vigili del fuoco. A Meduna di Livenza, nel Trevigiano, il sindaco Pitton è stato tra i primi a prendere provvedimenti già nella tarda mattinata. In questo caso via Runco Sud, è una zona limitrofa del paese, però purtroppo soggetta a questo tipo di allagamenti. Noi a Meduna abbiamo due canali importanti, la Burrida e la Corea, che sono due canali che prendono l'acqua proprio dei fossi della campagna, dell'aperta campagna e delle vie limitrofe. Ecco, questa è un po' in difficoltà e quindi abbiamo dovuto operare con l'ordinanza perché può fare effetto acquaplan. In via Runco, oltre al sindaco, polizia locale e residenti, si guarda al cielo ma anche ai fossi. Purtroppo quando che piove tanto così questi problemi qua, comunque con l'idrora che hanno fatto qua a Meduna ha risolto tanti problemi. Speriamo che il Signore sappia che siamo qua anche noi altri. Che Dio ce la mandi buona. Tutt'altro copione a Treviso, dove è ritornato ad allagarsi il sottopasso della stazione, interessato stavolta anche il vicino bypass, subito chiuso. È davvero incredibile quanto sta succedendo, un disagio enorme per residenti e abitanti di quartieri di San Zeno che non riescono ad andare in centro e da pendolari che si trovano per l'ennesima volta il sottopasso della stazione bloccato. Intanto è scattata anche la diffida del comune a RFI, una storia infinita dove piove davvero sul bagnato. Questa dunque è la ricostruzione della giornata di ieri. Noi subito a Vicenza perché sta parlando il questore. Lotta alla prostituzione in strada, è scattata l'ordinanza. Sentiamo in diretta. Chiudersi quello che invece ancora è un delitto, quello del favoreggiamento della prostituzione stessa, del suo sfruttamento. Quindi noi non è che possiamo dare per scontato che ci troviamo dinanzi una donna che liberamente sceglie di fare quel tipo di mestiere o di attività chiamata come volete, ma questo va riscontrato attraverso un'attività, dobbiamo essere sicuri di questo. Quindi la nostra attività di polizia è finalizzata anche a questo ed è sempre giusto farlo perché è prevenzione e contemporaneamente eventualmente anche repressione di fatti di reato ben più gravi. Quindi siamo assolutamente consapevoli dell'importanza di questa attività che, ripeto, si inserisce nel più ampio contesto dell'attività. Qui vicino a me c'è il dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico, il dottor Nuno Martorano. Lui settimanalmente coordina diversi servizi in cui noi cerchiamo di radunare quante più forze possibili, andare in certe aree e fare una nostra attività di polizia di prevenzione. E quindi questo è un altro tassello di questo più ampio obiettivo. Anch'io concordo che non ci dobbiamo aspettare miracoli, ma d'altronde i miracoli non ce li possiamo aspettare fondamentalmente rispetto a tante altre questioni, ma noi dobbiamo continuare a essere presenti, quindi continueremo certamente a stare sul campo a fare questo tipo di attività, perché ripeto, abbiamo più ampie finalità da conseguire attraverso di essa. Io avrei finito, non so se... Vuole dire qualcosa a Martorano?
Sì, buongiorno a tutti. Prendiamo la linea, ci ricollegheremo non appena la conferenza stampa volgerà anche verso il termine. Il tema è proprio quello, lo avete letto anche nel nostro titolo, la lotta alla prostituzione in strada. È scattata l'ordinanza nel comune di Vicenza. Abbiamo parlato con il servizio del nostro Cristian Arboeta dei disagi sulle strade del Veneto orientale ieri nella giornata di allerta gialla meteo per la nostra regione. Noi torniamo invece a parlare sempre di cronaca dalle strade, ma torniamo sul caso della Feltrina chiusa, perché ieri è stato un altro giorno di caos dovuto proprio alla chiusura del tratto tra Pederobba e Cornuda. Tira in panne davanti al municipio a Donigo, ma da Veneto Strade arriva un annuncio importante, tanto importante quanto atteso, perché la regionale dovrebbe riaprire a doppio senso proprio sabato 19, prima di Pasqua. Già ieri abbiamo steso e potenziato la strada dove andiamo ad appoggiare proprio i puntelli, e quindi contiamo di installarli in questi giorni e quindi consentire l'apertura a doppio senso di marcia sulla Feltrina da sabato di questa settimana. La Pasqua dovrebbe quindi essere salva lungo la Feltrina ed è lo stesso direttore di Veneto Strada ad aggiornare sui lavori che riguardano il cavalcavia tra Cornuda e Pederobba, chiuso totalmente al traffico da venerdì scorso, da quando un tir che procedeva sulla strada provinciale sottostante ha urtato le travi del manufatto. Questo tipo di lesioni sono particolarmente insidiose, quindi chiaramente abbiamo dovuto approfondire tecnicamente molto dal punto di vista statico, perché la lesione era estesa su tutto il manufatto. E chiaramente qua si parla di sicurezza della circolazione, quindi non sono ammesse, diciamo, situazioni di leggerezza o di superficialità. Tirano un sospiro di sollievo sindaci e residenti delle comunità interessate dalle deviazioni. Da Unigo a Cornuda, passando anche per Crocetta del Montello, i centri sono sotto stress. Queste immagini raccontano di un tir in panne davanti al municipio di Pederobba, disagi pesanti che avevano portato il sindaco Marco Turato a evidenziare come durante lo scorso weekend i lavori sul cavalcavia interessato fossero di fatto fermi. Su questo punto specifico, replica Veneto Strade, il tempo, fanno intendere, non è stato perso inutilmente. Intanto queste lesioni necessitano di sopralluogo che abbiamo fatto venerdì stesso, e quindi poi dello studio soprattutto della soluzione progettuale migliore. Quindi nel fine settimana gli strutturisti hanno valutato l'intervento da fare, che poi ci hanno presentato lunedì per il perfezionamento e le valutazioni tecniche conseguenti. Insomma, l'obiettivo è aprire a doppio senso, una corsa contro il tempo per evitare una Pasqua, ma soprattutto una Pasquetta nel caos. E siamo ora alla politica con il caso dei consiglieri regionali leghisti passati a Fratelli d'Italia. La trevigiana Rizzotto è pronta a lasciare la presidenza di commissione. Intanto dal Balbi il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ne fa un tema di riconoscenza verso la Lega e dice non si liquida così il partito. Sentiamo. Quando ho informato il presidente Zaia della mia scelta di passare a Fratelli d'Italia, gli ho detto che se riterrà darò le dimissioni da presidente della seconda commissione, altrimenti continuerò a lavorare come sempre per concludere quanto avviato. Aspetto le valutazioni che farà, sono sempre della maggioranza. Replica così la trevigiana Silvia Rizzotto all'attacco del capogruppo di Lega e Lista Zaia in regione Alberto Villanova, che a lei e all'altro consigliere passati nelle scorse ore al partito di Meloni, il veronese Marco Andreoli, ha chiesto di lasciare la presidenza rispettivamente di Commissione Infrastrutture e Trasporti e Agricoltura. Dal Balbi il presidente della regione Luca Zaia ne fa innanzitutto un tema di riconoscenza verso la Lega. Penso che un partito non si liquidi così, semplicemente con un grazie. Ha diversi piani di lettura, secondo Zaia, la fuoriuscita dei due consiglieri, ma il rapporto con il partito e la segreteria è quello su cui si sofferma maggiormente. Loro sono lì in ragione del fatto che sono stati eletti da un partito, sono lì anche in Consiglio regionale che sono stati eletti tra le file di un partito, perché ricordo che nel 2020 se si fossero candidati su altri partiti non sarebbero mai entrati in questa amministrazione. Usa toni netti ma pacati, puntualmente ricorda, a ridosso della scadenza di legislatura si scatena il calciomercato. Nessuna meraviglia dunque, i partiti hanno le porte aperte. E noi abbiamo un compagno di viaggio che è Fratelli d'Italia e legittimamente se qualcuno che gli suona la porta, apre la porta, come del resto lo fa la Lega, lo fanno tutti i partiti, no?
C'è una sorta di, come si può dire, di osmosi, no? Nel senso che chiunque di noi è libero di andare dove vuole. Non c'è un regime di segregazione. Se non si ritrovano più nella Lega, se sono i valori delle origini quelli di cui sentono la mancanza, la scelta di entrare nel partito di Meloni è quantomeno spiazzante e Zaia lo rimarca con una battuta. Non sono andato in un partito secessionista, questo poco ma sicuro. Ci si aspetterebbe coerenza, conclude, da chi ha avuto un'occasione unica ed esclusiva. Mi spiace umanamente, perché poi ti chiedi anche ma perché? Mancano pochi mesi alla fine dell'amministrazione, no? Sarebbe stato bello chiuderla come abbiamo iniziato, però vabbè, queste sono scelte che si fanno e probabilmente proprio perché mancano pochi mesi. E quindi vabbè, così, cioè è la vita, in politica ormai ci siamo abituati a ste robe, e probabilmente non sono nei primi neanche gli ultimi, cioè vedremo cosa accadrà. Noi siamo pronti a tutto. Dopo i passaggi di Rizzotto e Andreoli dal Carroccio ai meloniani, in regione è stato convocato un vertice di chiarimento tra Lega e Fratelli d'Italia. Tra i due partiti alleati al governo del Veneto rimane però alta la tensione. Il servizio di Filippo Fois. Le loro sedie rimangono vuote. Silvia Rizzotto e Marco Andreoli non sono presenti alla prima seduta del Consiglio regionale dopo il loro passaggio dalla Lega a Fratelli d'Italia. Non sono presenti fisicamente, ma lo sono come nei pensieri e nelle parole di chi oggi è in aula, perché il loro è un passaggio tutt'altro che indolore tra i due partiti alleati al governo del Veneto. Io credo che i cambi di casacca non facciano bene né a chi li fa, né insomma vedere che c'è una campagna acquisti non credo che faccia porti gran bene a nessuno. Penso che questo sia un ciclo normale, poi saranno gli elettori a decidere se ripagare e votare le persone che hanno fatto questi cambi oppure fare scelte diverse. Ad aggravare la situazione è che Rizzotto e Andreoli non sono semplici consiglieri regionali, ma anche presidenti rispettivamente della seconda e terza commissione consiliare. Oggi ho inoltrato quella che è stata la nostra richiesta, rimettano il proprio mandato e quindi si dimettano, visto che sono stati nominati ed eletti grazie proprio ai voti della Lega. Quando rientreranno, visto che erano già state programmate delle ferie per la Rizzotto e un impegno per il consigliere Andreoli, ci sarà l'occasione per confrontarsi su questo. È un caso secondo lei che di tanti consiglieri siano passati a Fratelli d'Italia proprio due presidenti di commissione? Credo che questa sia una semplice coincidenza. Nella politica non c'è mai nulla di casuale, quindi non credo affatto. A Palazzo Ferrofini intanto il cambio di partito è già stato ratificato con solerzia da una nuova assegnazione dei posti in aula. Nell'emisfero destro i leghisti continuano ad occupare tutta la seconda fila, ma con Rizzotto e Andreoli Fratelli d'Italia si è allargata fino a raggiungere la curva dove siede Fabiano Barbisan, eletto con la lista Zaia, poi migrato al gruppo misto, che un mese esatto fa aveva dovuto a sua volta smentire un passaggio tra i meloniani. Ma la situazione ci rendiamo conto anche noi che è un po' frizzantina, però rimaniamo sempre in un ambito dove condividiamo una visione di Veneto, degli ideali, dei valori. Dall'opposizione la lettura è diversa. E l'interesse a stare insieme era evidentemente dettato non da un progetto comune, ma dal fatto di rimanere al potere insieme. È brutto vedere questa, diciamo così, migrazione, perché significa che c'è un interesse personale prima che un progetto politico. Noi voltiamo pagina, andiamo a Vittorio Veneto, precisamente in Duomo. Era stato girato un video da parte di un ragazzo che bestemmiava e diceva frasi blasfeme proprio all'interno del Duomo, tutto per conquistare like sui social. Adesso il trentenne è sotto processo. La location era suggestiva, il Duomo di Vittorio Veneto, ma lo scopo del video era quanto di più lontano si potesse immaginare. Armato di cellulare è entrato nella cattedrale ed ha iniziato una sequela di bestemmie e frasi blasfeme. Tutto questo per conquistare più follower possibili in una piattaforma social. Insomma, voleva conquistare i like, ma in realtà si è conquistato un programma di messa alla prova alla Caritas diocesana. Eh sì, il protagonista di questa vicenda, un trentenne, è stato denunciato
denunciato ed imputato per offese ad una confessione religiosa, vilipendio e turbamento delle funzioni connesse al culto. L'episodio è accaduto il 28 marzo del 2021, proprio durante la celebrazione della Domenica delle Palme, nel bel mezzo del periodo Covid. Una volta dentro la cattedrale ha acceso il video ed ha iniziato a bestemmiare fra i volti atterriti delle persone intente a pregare. È andato avanti per diversi minuti. Qualcuno pensava che fosse matto, ma in realtà non lo era affatto, fino a quando ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato il sacrestano, che non solo gli ha chiesto di smettere e di allontanarsi, ma ha fatto scattare la denuncia. Tutto ripreso nel video. Nelle immagini poi visionate anche dagli inquirenti, il trentenne non ha escluso nessuno, offese anche verso i fedeli e verso il vescovo di Vittorio Veneto. Se pensava di suscitare ilarità fra i follower, in realtà non ha riso affatto il giudice. L'avvocato difensore Giovanni Maccarone ha chiesto ed ottenuto la messa alla prova e proprio alla Caritas. Ora, finito il periodo, il procedimento penale è stato dichiarato estinto. Il prossimo video sarà meglio lo giri da un'altra parte, lontano dalle chiese. Questo dunque il punto. Ieri è stata poi la giornata del Made in Italy, la seconda celebrata in Italia. La Confartigianato stila invece un bilancio dell'export Made in Treviso, un volume d'affari di miliardi che ora però vede un rallentamento ormai da circa un biennio. La preoccupazione dell'associazione di categoria è quella degli scossoni del mercato causati dai dazi. 15 miliardi 650 milioni di euro è il valore dell'export Made in Treviso, volume d'affari che è esploso nel post-Covid, aumentato di 2 miliardi, ma che ora vede un rallentamento, meno 2% nel 2024 rispetto al 2023 e meno 3,4% rispetto al 2022. Perdite di fatturato che si attestano intorno agli oltre 306 milioni di euro. I dati ci stanno dicendo che il legno, la moda e la metalmeccanica hanno qualche numero di sofferenza. Noi dobbiamo fare molta attenzione alle migliaia di piccole imprese che ci sono sul territorio, che sostengono l'economia, ma sono quelle che possono entrare in difficoltà prima delle altre. Sto lavorando con le categorie per vedere quali sono i bisogni, quali sono le necessità e soprattutto continuare a dire attenzione. Bisogna aspettare e stare calmi, perché non è una frase fatta, ma abbiamo visto che i dazi in poco più di un giorno sono entrati e sono spariti e non sappiamo cosa succederà nel prossimo futuro. Rassicurano dall'associazione di categoria sono comunque migliori rispetto al complesso delle imprese trevigiane, percentuali che da un lato confermano la capacità di adattamento e la competitività degli artigiani, dall'altro segnalano un rallentamento generale dell'economia. A tenere il ritmo degli scossoni sui mercati le imprese che si adattano ai cambiamenti e fanno proprie le innovazioni. Chi produce innovazione, che produce modernità resta sul mercato e gli altri restano indietro, quindi questo è l'auspicio, è quello che le nostre imprese continuano ad essere quelle che sono state. I nostri imprenditori sono davvero innovativi. Se c'è qualcosa di nuovo che accade dentro una piccola impresa viene assimilato e riportato immediatamente. Cerchiamo di trasmettere a tutte le imprese, ma non solo alle imprese, ma anche a quelli che sono i consumatori: non avere paura. È una situazione complessa e quindi bisogna essere più bravi ad affrontarla. Siamo a Montebello Vicentino adesso, un nuovo ordigno inesploso e scoperto durante i cantieri. Il sindaco dice che bisogna rivedere le procedure di indagine e interessare il governo centrale sul problema. A poche ore dall'ultimo Bomba Day che si è svolto a Montebello Vicentino domenica, il quarto in 3 anni, un altro ordigno inesploso è stato rinvenuto nei cantieri a poca distanza dagli altri. Si tratterebbe del quinto in 3 anni e del quarto negli ultimi 5 mesi, ritrovamento che porterebbe così Montebello e i residenti di Contraronchi a vivere il quinto Bomba Day. Il ponte sul fiume Guai è stato ripetutamente bombardato dagli alleati, dagli americani durante la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo documentato più di 20-25 bombardamenti. Per rendere l'idea, un bombardamento, quindi un solo bombardamento durato un giorno, sono state sganciate 386 bombe, quindi magari non il 20% ma un 5-10% di queste bombe sono inesplose, e questo rende l'idea
di cosa ci sia sotto appunto il terreno in Contraronchi, nelle vicinanze appunto di questo fiume. Sindaco che torna a parlare della possibilità di rivedere le procedure di indagine bellica e che rilancia stavolta auspicando l'interessamento del governo centrale affinché si possa in qualche modo ovviare il disagio ai cittadini di vivere a distanza di tempo così ravvicinato ulteriori bomba day. Sicuramente una riflessione è d'obbligo, perché bisogna fare una riflessione e capire se si può andare avanti così, perché noi siamo alla quinta bomba. Fortunatamente, non per chi ovviamente ci vive, ma le persone interessate sono circa, e sono sempre le stesse, un centinaio, ma proviamo a immaginare se succede questo a Vicenza, dove anche a Vicenza i bombardamenti ce ne sono stati, e sostituiamo le 100 persone con 3-4 mila persone. La procedura è questa e quindi va rispettata, noi la rispettiamo e facciamo la nostra parte come l'abbiamo sempre fatta, voglio dire, ma magari forse provare a sentire anche qualcuno più in alto, magari il Ministero della Difesa, se è possibile modificare in questi frangenti la procedura, è doveroso. Da Vicenza a Venezia parliamo di Mose, nuova incertezza per le centinaia di lavoratori delle imprese impiegate. La CGIL chiede certezze e tempi celeri per l'autonomia dell'autorità per la laguna. Vediamo il servizio. Mose, il punto in prefettura, con l'esigenza di organizzare uno sviluppo organico di quelle che sono le attività dell'autorità della laguna, dall'approvazione degli statuti a quella dei sistemi di gestione fino all'approvazione del bilancio, ma soprattutto sapere nei prossimi mesi quale sarà il futuro per le centinaia di famiglie dei lavoratori impiegati, visto che l'ente non è ancora nella pienezza delle sue funzioni. Dopodiché si è parlato in generale di quelle che sono di quella che sarà la transizione anche del personale, delle risorse umane che sono indispensabili per il funzionamento dell'autorità. A chiedere la convocazione del tavolo a Cacorner la CGIL. Sono quasi 200 dipendenti coinvolti che riguardano il Consorzio, Tetis, Comar, coloro i quali in questi anni hanno garantito l'operatività del sistema Mose. Quello che noi chiediamo è un percorso chiaro e trasparente che dia continuità occupazionale e valorizzi le professionalità presenti. È chiaro che in questo momento c'è ancora grandissima incertezza che preoccupa da un punto di vista ovviamente i lavoratori per la loro futuro occupazionale, ma anche rispetto alle competenze della salvaguardia della laguna. L'operatività dell'autorità ancora ad oggi non c'è. La risposta entro fine anno, così il prefetto che appare fiducioso dopo le rassicurazioni del governo con la visita a Venezia del vicepresidente del Consiglio. Alla fine dell'anno dovremmo avere tutte le strutture operative per quanto riguarda l'autorità per la laguna e poi soprattutto un problema di risorse economico-finanziarie che dovrebbero arrivare da parte delle autorità di governo, ma che si sono già impegnate, come abbiamo visto nei giorni scorsi. Il vicepresidente del Consiglio nel passare per Venezia non ha assolutamente lesinato complimenti alle operazioni che sono state fatte e soprattutto quelle che poi saranno le risorse economiche che verranno stanziate sicuramente dal governo. È arrivato il momento della pubblicità, al ritorno viaggeremo a New York. I'm one of the founders, with Nicole and Martina, of Liberi di Viaggiare, an association focused on women's empowerment in travel, but we also offer support to women facing gender-based discrimination and violence. Our community provides a safe space for women to share their experiences. Recently, we have started a research project on urban safety, starting with an online form, to map the areas where women feel most vulnerable and push for better city planning. We collaborate with universities and schools to educate young people on gender equality and are currently developing gender certification labels for companies, ensuring they respect principles of equal opportunity. Let's turn words into action. Let's build a future where no woman has to suffer simply for being a woman. Eccoci tornati in diretta, un video in inglese ma che ci spiegheranno subito le nostre ospiti. Nicole Pizzolato alla mia destra che saluto e ringrazio e Lara Berto, ingegnera edile. Nicole invece fa l'archeologa ma di fatto sono le promotrici insieme a una vostra cara amica che se vogliamo anche innanzitutto salutare, promotrici di questa associazione, di questa community Libere di Viaggiare. Nicole, parto da te, raccontaci, poi Lara ci racconterà di questo video, di cosa
cosa è stato detto. Eravate alla 69esima commissione ONU, eravate a New York con Libere di Viaggiare. Innanzitutto partiamo dall'associazione e perché siete arrivate fino a New York. Allora, grazie. Intanto appunto l'associazione nasce dopo mesi, in realtà quasi un anno di lavori portati avanti con il nostro piccolo gruppo di amiche e si è conclusa appunto nella realizzazione di quella che è la struttura concreta di un'associazione che oggi conta più di 20 ragazze sparse in Italia ma anche in tutto il resto del mondo. La nostra associazione si concentra su quello che è di base l'empowerment, ma poi anche la ricerca e la progettazione di servizi utili per un turismo che sia più etico, sostenibile e inclusivo. E tutto il lavoro che abbiamo svolto in un anno ci ha portato a questo evento, un evento fondamentale a livello internazionale e globale, appunto sullo stato dei diritti delle donne, che quest'anno celebrava tra l'altro il 30° anno dalla piattaforma di Pechino, quindi è stato un incontro anche per discutere dei progressi fatti in questi 30 anni. Lara, hai raccontato in pochissime parole, era un minuto di video, quello che è e che Nicole ci ha spiegato a Libere di Viaggiare. Che cosa hai portato nel tuo piccolo video? Intanto è stato veramente un grosso piacere poter rappresentare, essere una delegata italiana all'ONU. In poche parole abbiamo avuto appunto il grosso piacere di presentare un po' quello che stiamo facendo dall'inizio. Il tutto è partito con divulgazione social, con articoli di fotogiornalismo, quindi il racconto di donne che abbiamo incontrato in giro per tutto il mondo. Poi a gennaio appunto siamo diventate un'associazione, quindi all'inizio eravamo io, Nicole e Martina e poi alla fine adesso ci ritroviamo più di 20 ragazze e quindi abbiamo raccontato un po' i nostri obiettivi futuri ed è stato veramente un grosso piacere. Che clima avete trovato a New York? Parliamo di uguaglianza, quindi empowerment femminile, ma non solo. Viaggiando, il leitmotiv della vostra associazione è proprio il viaggio. Innanzitutto essere libere di viaggiare da sole, come siete solite fare da sempre, fin da ragazzine, mi viene da dire, da ragazze, e portare avanti questo progetto che adesso raccoglie, insomma, questa associazione formata da 20 persone, 20 ragazze che si sentono libere di essere se stesse, libere di viaggiare, aver portato tutto questo a New York. Un'occasione anche per avere uno scambio con quelle che sono le realtà del mondo. Siete state ovviamente all'ONU e quindi avete avuto modo, l'abbiamo visto anche nei video che sono scorsi, di dialogare con persone diverse. Sì, allora l'ONU appunto è un grande contenitore che rappresenta non solo le istituzioni ma parte di quelle che sono le associazioni e le ONG che si battono tutti i giorni, quindi le voci, diciamo, appunto, che rappresentano le donne in tutto il mondo. Noi abbiamo portato il nostro piccolo contributo che riguarda diciamo appunto il viaggio come mezzo di scoperta, emancipazione e anche di capacità decisionale e gestionale, per noi fondamentale appunto per rinforzare la struttura, la forza di una donna. I temi erano tantissimi, si passava appunto da quella che è ancora la discriminazione, la violenza di genere, fino appunto alla povertà. Si parlava molto di digitalizzazione, di materie STEM e di accesso al credito e quindi anche di rappresentanza politica e economica delle donne, quindi portare il nostro piccolo contributo e il nostro modo di in qualche maniera creare emancipazione, contribuire diciamo in quello che è uno sviluppo effettivamente inclusivo e sostenibile. È stato molto importante, abbiamo rappresentato anche una fascia, diciamo, generazionale giovane e questo a maggior ragione ci ha dato molto piacere, ecco. Abbiamo visto nelle foto anche Martina, che salutiamo. Lara, insomma, Nicola ha spiegato molto bene che cosa è stato questo incontro. Che clima avete trovato? Che cosa si respira in un'organizzazione mondiale? Quali sono i passi ancora da fare? Quello che mi ha colpito più di tutto, devo essere sincera, come ha detto Nicole, è stata la nostra generazione. Veramente la presenza di giovani donne che con semplicità, perché abbiamo partecipato veramente a tante conferenze, ce n'erano più di 100 al giorno,
e si parlava molto di numeri, di statistiche e a me veramente ha colpito tantissimo questa giovane generazione appunto che parlando col cuore proprio diceva il mio paese è così, io vorrei così e quindi per me è stato veramente un grosso insegnamento, specialmente dalle nuove generazioni. Che cosa vi siete portate a casa rispetto a questo, anche in virtù di quello che tra virgolette serve o è necessario per far crescere anche la vostra associazione? Allora, c'è stata una parola, generalmente ce ne sono sempre tante. Da Pechino, ne parlavo l'altro giorno, uscirono 2 parole chiave, mainstreaming ed empowerment, quindi una parola nata ancora nel 95. La parola del 2025 per me è stata appunto partecipazione, quindi per uno sviluppo sostenibile e inclusibile bisogna imparare a collaborare tra generi e anche tra generazioni. È stato un contributo importante e significativo e che mi ha fatto comprendere quanto ad oggi siamo consapevoli di cosa è necessario in parte fare e del cambio anche di paradigma che sia necessario mettere in atto. Quindi questo è essenzialmente ecco, il sunto di 2 settimane molto intense. Certo, 2 settimane, ricordiamo anche per ricordarlo ai nostri ospiti a casa, voi eravate già state qui con noi per appunto agli inizi, quasi agli inizi insomma di questa avventura e oggi siete qua a raccontarci la nascita dell'associazione di fatto e di quello che avete poi svolto a New York. Raccontiamo quanti anni avete innanzitutto, cosa fate nella vita, come siete arrivate a mettere in piedi Libere di Viaggiare? Allora, io direi che il nostro gruppo è quasi tutto under 30 e questo è un valore aggiunto sicuramente. Il progetto nasce dalla Turchia, nasce molto prima, cioè è un viaggio nel viaggio, quindi nasce comunque da una nostra predisposizione, da una nostra passione, che però effettivamente ha avuto nascita anche dal coraggio di alzare quella voce, di comunicare, di voler raccontare e di farsi portatrici, quindi di empatizzare anche quella che era una situazione generalizzata, una situazione che ad oggi sentiamo molto spesso dai social alla TV, certo. e quindi appunto il termine di sicurezza, di uguaglianza, e che abbiamo deciso in qualche maniera di rindirizzare verso qualcosa che appunto ci apparteneva. E quindi nasce un anno fa e poi con il percorso ci ha portato effettivamente ad avere molta condivisione e a comprendere che quello che stavamo facendo veniva recepito, veniva compreso, voleva essere condiviso e creava molta progettualità e infatti ad oggi diciamo che le strade aperte per l'associazione sono tantissime e siamo molto orgogliose. Lara, insomma, avete iniziato, cosa ricordi degli inizi anche di questa avventura? Vi siete messi a tavolino, raccontateci come sì, ci siamo proprio messi a tavolino del camper perché vabbè, come ha detto Nicole, tutto è partito in Turchia. Viaggiavate insieme anche con Martina? Sì, noi viaggiamo assieme da ormai 10 anni, i nostri 2 o 3 viaggi all'anno ce li facciamo sempre ed è partito proprio tutto a tavolino. Eravamo in questo viaggio in Turchia e io avevo appena fatto un corso di fotografia e ho detto a Nicole, era buio, ho detto a Nicole dai proviamo a mettere in atto questa tecnica nuova che ho imparato, che è la tecnica del light painting, quindi tu con una luce scrivi nel cielo delle scritte e con la macchinetta riprendi. E ho detto dai scrivi una parola senza sapere appunto cosa scrivesse, io poi ho scattato e ho guardato nella macchinetta, nello schermo della macchinetta e ho visto la parola libere. E subito siamo entrati in camper perché aveva iniziato anche a piovere, eravamo sulla costa dell'Egeo. Siamo entrati in camper e eravamo a tavolino, ci siamo fatti un tè, mi ricordo la scena, e subito abbiamo detto ma perché non diamo anche noi il nostro contributo a supportare le donne e in particolare le viaggiatrici. E così è nata la nostra dichiarazione di intenti, questa è la scritta che abbiamo catturato. E insomma una sera in Turchia e poi una volta tornate a casa quali sono stati gli impegni da portare avanti anche per creare questa community di fatto, perché spesso anche nei vostri social divulgate dei video, dei reel di ragazze che viaggiano da sole, che raccontano la loro esperienza in giro per il mondo, in cui dicono il mondo è insicuro se partiamo con l'insicurezza nostra di fondo e con i pregiudizi, giusto?
Sì, diciamo che i primi step sono stati quelli appunto di creare rete, creare uno spazio sicuro dove trovare confronto, dove trovare consigli, dove trovare empowerment sostanzialmente. Abbiamo trovato molti feedback, proprio perché ad oggi comunque il viaggio anche in solitaria per le donne è un fatto ormai quotidiano, è uno strumento che viene utilizzato, la mobilità diventa sempre più accessibile, è sempre più fonte appunto anche di arricchimento per donne ma anche per uomini. E appunto si parte con questa insicurezza molto spesso, la si trasmette appunto tramite molti canali, la si vive nei propri contesti anche urbani, e ovviamente poi andare verso l'ignoto, andare verso affrontare un viaggio significa potenzialmente moltiplicare questo fattore di paura, certo, di rischio. Certo. E cerchiamo in modo pratico di dare strumenti. Adesso stiamo lavorando su vari progetti che includono proprio quello di dare servizi e strumenti pratici, quindi dei piccoli manuali, noi li chiamiamo i toolkit, in cui una viaggiatrice può sostanzialmente appunto trovare il modo, delle linee guida, ma anche esprimere se stessa e tenere traccia anche del proprio percorso, del viaggio appunto grazie al viaggio. Così da poterlo divulgare e essere utile ad un'altra ragazza, ad un'altra donna. Esatto. Sì, direi che è così. Diciamo che siamo partite con delle videotestimonianze che quindi erano dei racconti proprio utili alla condivisione di esperienze, per passare oggi direi a una struttura che veramente sta mettendo in atto molti strumenti diversi, utili per le viaggiatrici ma utili anche per il settore turistico, che poi per noi sta diventando una cosa centrale, perché ovviamente si parla di offerta e di domanda, certo, quindi di creare anche un contesto che sia più sensibile, quindi servizi per le viaggiatrici e per i viaggiatori, e servizi diciamo anche per i territori, per portare avanti un'idea di turismo etico, appunto anche sostenibile e responsabile. Quindi non solo il lato della sicurezza, anche un'attenzione all'ambiente. Sì, assolutamente. Allora stiamo cercando sostanzialmente di creare percorsi che cerchino di affrontare anche quelli che sono i problemi attuali di overtourism, quindi creando un percorso di ricerca che parta dal raccogliere dati. Partiamo sempre dal raccogliere dati per essere consapevoli. A tale proposito abbiamo creato con delle ricercatrici di università italiane un form che ci permetta proprio di capire quali sono le necessità in termini di sicurezza ma anche in termini di intrattenimento delle donne, ma non solo, per quindi poter poi realmente concretamente creare dei servizi utili anche per le amministrazioni territoriali, ma anche appunto per gli operatori. E questo ci permetterà probabilmente di creare appunto una rete, noi la chiamiamo lab, diciamo, di turismo responsabile, che possa far fronte anche a una modalità di creare itinerari, certo, in modo autonomo, molto più responsabile. Assolutamente, quindi anche farvi conoscere, questo ha a che fare con il mondo intero ma anche con i luoghi più vicini, immagino. Sì, banalmente assolutamente. Anche per chi immagino voglia pensare di iniziare, io immagino una ragazza che abbia voglia di viaggiare da sola, magari non il primo viaggio sarà in India da sola, zaino in spalla, e quindi magari anche trovare un po' un vademecum grazie al vostro hub per capire qual è il percorso più adatto a lei, forse può essere. Sì, noi stiamo lavorando molto, ovviamente il viaggio di per sé, la mobilità, non avendo dei confini precisi, generalmente ci troviamo a dar consigli, a offrire strumenti per viaggiatrici sparse in tutto il mondo. Ma per quanto riguarda questa ricerca vogliamo partire dal nostro territorio, per far fronte prima di tutto a quelle che sono le problematiche legate alla sicurezza percepita anche nei nostri quartieri e alla mobilità interna. Quindi lavorando su viaggiatrici e ospitalità, il mondo dell'ospitalità e il mondo del turismo, che comunque è tra l'altro un fiore all'occhiello italiano. Quindi sì, sicuramente si lavora sia internamente che esternamente. Quali sono gli obiettivi di Libere? Beh, parlo solo del prossimo obiettivo futuro, e in questo guardo appunto anche la collega Lara ma anche Martina che ci guarda da casa. New York è stato l'inizio di un processo che stiamo portando avanti, ovvero di un documentario, perché nella nostra piccola testimonianza, nel piccolo seme che abbiamo lasciato e anche raccolto a New York, abbiamo voluto iniziare questo
questo progetto documentaristico che va a incidere soprattutto sulla sensibilizzazione. Vorremmo arrivare prima di tutto alle generazioni giovani, magari alle scuole, ai eventi culturali, e quindi stiamo raccogliendo una serie di interviste, ne abbiamo raccolte molte da New York, lo stiamo facendo in Italia perché è appunto qui che vogliamo iniziare, da qui che vogliamo partire, e quindi ecco, il documentario sarà il primo prodotto che speriamo di riuscire a sfornare in breve. E un documentario e poi tante iniziative, comunque io vi ho visto anche quest'estate, eravate a dei talk, avevate organizzato delle serate, insomma anche che risposta state avendo dalle persone? Vai. Allora, gli eventi sì, è un'altra, diciamo che per noi è sempre la parte di divulgazione, di sensibilizzazione che deve riguardare il creare consapevolezza. Perché se c'è una cosa che è stata recepita in modo molto forte appunto da New York è che ci vogliono donne consapevoli. Perché la rappresentanza parte, cioè l'essere presenti nei vari settori non si parla di quote, si parla proprio di contenuto. Quindi dobbiamo essere donne consapevoli e devono essere anche uomini consapevoli di quelle che sono delle necessità di sviluppo sostenibile. E quindi fare sensibilizzazione vuol dire spargere la voce, portare quella voce nelle piazze, nei centri culturali e nei luoghi di condivisione. Dove vi troviamo, Nicole? Questa è un'altra domanda a cui è difficile rispondere perché siamo sparsi un po' ovunque, però ovviamente molto sui canali social, molti eventi partiranno già dai prossimi mesi perché con la bella stagione comunque appunto scendiamo nei locali, nelle piazze, nei teatri e si spera molto presto questo documentario arrivi anche appunto, chi lo sa, magari a casa, nello schermo. E insomma social, abbiamo fatto vedere prima il sito, chiedo a Francesca Pezzo in regia se lo fa rivedere, insomma qui trovate poi lo scorro io qui dal PC, trovate insomma il racconto di chi sono queste meravigliose ragazze, la mission, insomma chi lavora con voi e ricordiamo in ultima battuta prima di salutarci che voi non arrivate da questo lavoro, voi fate altri lavori nella vita, giusto? Sì. molto, Ce l'hai molto ricordato, diverso. grazie. No, sì, assolutamente. Sì. Che cosa fate, Lara? Inizio da te. Io sono ingegnere edile, però ci tengo a dire che non sempre il lavoro deve combaciare con quello che si ha qui dentro, ci tengo a dirlo. Che è un po' anche una questione che si potrebbe aprire un mondo sulle nuove generazioni di come un po' il lavoro sia visto come il fulcro della vita e la rappresentazione di noi stessi nel mondo. Non è così e ce lo state dimostrando. Invece tu, Nicole, cosa fai? Attualmente sono restauro architettonico, parto però da una professione archeologica, ma insomma di beni culturali mi occupo di base, sì. Allora, grazie mille a Nicole Pizzolato, archeologa, Lara Berto di Ingegnera Edile per essere state con noi e grazie per averci raccontato insomma il percorso di questa associazione. Qualsiasi novità noi saremo contenti insomma di raccontarla. È una storia di coraggio ma anche di empowerment femminile, ne abbiamo tutti molto bisogno, siete appunto arrivate all'ONU anche grazie a questo. Dai beni culturali noi cambiamo decisamente argomento ma rimaniamo nell'arte perché al suo posto al Museo di Santa Caterina il comune di Treviso ha fatto tracciare la sagoma del basamento così da rimarcarne l'assenza e malgrado la richiesta di prestito datata a ottobre 2024 in mattinata la soprintendenza ha finalmente dato l'ok al prestito della Maddalena giacente di Antonio Canova alla mostra La Maddalena e la Croce Amore Sublime. Soddisfatto il sindaco di Treviso e la notizia è arrivata proprio mentre si trovava insieme al suo collega di Possagno Valerio Favaro. Vediamo intanto. È arrivata la PEC del Ministero che autorizza il trasporto della Maddalena da Possagno a Treviso, fatalità proprio nel momento in cui ero insieme al sindaco di Possagno. Evidentemente le energie positive hanno sbloccato questo incidente istituzionale che aveva di fatto bloccato questa opera, però l'obiettivo adesso, appena dopo Pasqua, è di vederla esposta nella nostra mostra La Maddalena. Però approfitto per ringraziare anche
il sindaco di Possagno per questa sinergia che si è creata tra la città di Treviso e la città di Possagno. Da che fine farà la sagoma che ci ha mostrato l'altro giorno? Verrà coperta dalla statua, quella vera, e quindi sono davvero molto contento, anche perché contribuiremo a restaurare un'altra opera della Gipsoteca di Possagno. Sindaco, è quindi una soluzione che accontenta tutti? No, certo, anzi noi fin da subito volevamo partecipare a questa grande mostra sulla Maddalena promossa da Treviso, dal Museo di Treviso, perché ci sembrava veramente importante essere presenti con un'opera di Antonio Canova. Per una serie di lungaggini, diciamo, il tempo è trascorso, ma adesso ci siamo arrivati. Fatalità, appunto, eravamo assieme oggi e abbiamo appreso assieme di questa bella notizia, appunto, della possibilità che la nostra Maddalena arrivi a Treviso. Un legame tra Possagno e Treviso indissolubile. Con questo chiudiamo la nostra prima edizione 13:30, mercoledì 16 aprile. Grazie per averci seguito fino a qui. Dopo di noi il meteo come sempre e l'approfondimento dedicato ai temi riguardanti la CGIL. Oggi parleremo di compilazione dei moduli del 730 e dichiarazione dei redditi. A tutti l'augurio di una buona giornata, arrivederci.